Terza corsa, premio domani all'Arcoveggio, cavalli di 3 anni, sono in 12 al via. 1 Ariel di Poggio, 2 Adamoschen SM, 3 Apple Pie C, 4 Alvino P, 5 Achillea Jet, 6 Agonista Stift in seconda fila, 7 Aragonnal, 8 Argentina Lux, 9 Ameligi SO, 10 Armaral, 11 Arfen, 12 Avventura Tar. Su Armaral Antonio Greppi, vediamo l'errore proprio di Almaral, mentre molto veloce Agonista Stift che prende in breve il comando, rompe anche numero 2 Adamoschen SM squalificato, numero 6 Agonista Stift squalificato, numero 8 Argentina Lux squalificato. Sulla curva, quindi è rimasto al comando Ariel di Poggio, la cui schiena è stata presa da Aragonnal fin dal via, mentre in terza posizione lungo la corda è il numero 5 di Achillea Jet. Avanza al largo ora Alvino P con Edi Moni. Tanto i 400 van via in 31,1. Alvino P è già diretto contatto di Ariel di Poggio, poi Aragonnal a precedere Achillea Jet e via via gli altri. Con ci sembra il 9 di Amelie GSO in quarta posizione. 600 van via in 46,5. Sempre in vantaggio la figlia di Quaker Jet che si trascina Aragonnal, al largo è Alvino P, poi Achillea Jet davanti a Amelie GSO, poi vediamo ecco il Pipe C, intanto 1-1-4 il primo giro con l'allievo di Massimo Barbini che conduce sempre affiancato da Alvino P che sarà molto piegato sulla curva, al suo da fare di Moni per tenerlo dritto. Aragonnal sempre lì incollato in seconda posizione fin dal via, 1.16.8 il chilometro, si avvicina anche Achillea Jet, poi l'11 di Arfen. Numero 9 Amelie GSO squalificato. Siamo a 400 metri dalla conclusione, retta di là passata in 15.2 con in vantaggio sempre Ariel di Poggio davanti a Aragonnal, poi all'esterno sempre Alvino P, si muove, trovi anche Achillea Jet in anticipo su Arfen, poi si avvicina per via interna Apple Pie C, ancora tutto da decidere a 200 metri dalla conclusione, curva lenta in 16.4, Ariel di Poggio in vantaggio, di dentro Aragonnal, di fuori Achillea Jet, ultimi 50 metri, Ariel di Poggio attaccato da Achillea Jet e Aragonnal. Ariel di Poggio si difende davanti a Achillea Jet e Aragonnal. Vittoria quindi seconda in carriera per questa figlia di Quaker Jet, Ariel di Poggio per la scuderia Mistero, guida e training di Massimo Barbini che si difende da Achillea Jet che ha sprintato al largo e da Aragonnal che si è buttato di dentro. Avrà una bella quota come piazzato il figlio di Mondiale, ok. Rivediamo la retta d'arrivo con Ariel di Poggio, Achillea Jet e Aragonnal molto vicini. La quota in chiusura per la fila di Quaker Jet 3,34.